Rapporto di amicizia con il canto corale, con il canto a tenore, con il ballo e quindi le danze e dell'appartenenza. Sto parlando degli amici del folklore di Nuoro. L'applauso più bello. Eccoli qui. Hanno da poco regalato alla città uno spettacolo meraviglioso con il Festival Internazionale del Folklore che organizzano da tanti anni, che attraversa le vie della città proprio con queste forme che arrivano per dialogare tra di loro dalle diverse parti del mondo, i popoli nel confronto, ma stasera riacquistano il loro sentimento identitario per regalarci il ballo, perché dicevo sotto finale, perché loro adesso chiudono la rassegna di tutti gli amici che hanno portato su questo palco qualcosa del loro repertorio, ma il finale sarà accompagnato da Giampaolo Piredda che farà un ballo per tutti e il nostro sogno stasera è di vedere lo stadio che balla, quindi sarebbe il finale più bello di questa 116esima edizione, giusto per proiettarci. Ma vedo una ragazza qua al lato del palco, è una figlia di Nuoro, Valentina Chirra. Siamo pronti? Abbiamo ancora tanta energia, possiamo ricominciare tutto da capo, gli amici del folklore balleranno per noi e allora viva Nuoro, sempre!
Valentina Chirra, gli amici del folklore di Nuoro, non potevamo che chiudere così questa nostra giornata bellissima di festa con i volti di Nuoro, con una delle espressioni vive di questa città, con gli amici del folklore. Grazie a tutti, grazie al Comune che è a capo di questa organizzazione, però che ha mosso tante persone